Un esposto in procura per far luce sulle morti per Covid all'interno della casa di riposo di Borgo Padova Cittadella. 11 gli anziani deceduti in questi mesi di emergenza. A presentare l'esposto è stata l'Associazione Civica Difesa, che vuole verificare che ci sia stata una corretta applicazione delle procedure e dei protocolli sanitari indicati dalla Regione. All'interno della casa di riposo ci sono stati anche 8 operatori contagiati. Il primo caso era stato scoperto il 30 marzo. L'anziana era stata subito isolata e trasferita all'ospedale di Schiavonia e tutto il personale e gli ospiti erano stati sottoposti a tampone. Risultato: 30 anziani contagiati, 11 di loro sono deceduti in sole 2 settimane. L'Associazione Civica Difesa chiede di far luce e di verificare se le procedure adottate siano state sufficienti oppure inadeguate. Invece arriva una buona notizia da un'altra casa di riposo del Padovano, dove c'erano stati contagi. Alla Sereni Orizzonti di Bovolenta risultano negativi 42 anziani su 48 contagiati.